Amici belli, carissimi, si avvicina la partita delle partite. Era almeno la partita delle partite quando ci giocavamo lo scudetto e lo è sempre stata anche in passato perché la rivalità tra le due squadre è storica da sempre. E mi piacerebbe, volevo fare un punto della situazione anche del mercato perché secondo me è importante parlarne. L'analisi tattica della partita contro la Lazio è complicata farla in prospettiva perché comunque eravamo 10 contro 10, non rivedremo le stesse condizioni molto facilmente, però ne ho sentite di ogni e sinceramente non doveva cambiare Lobotka, doveva togliere Cagliacon. Per me è stata una, almeno distinto. Sono stato d'accordo, nonostante mi dispiacesse che proprio Lobotka dovesse essere sacrificato subito. Mi è sembrata un'ottima idea mettersi 4-4-1 con i due esterni che possono stringere comunque e aiutare Milik e andava fatta la partita del sacrificio, lasciare Demme orologio al centrocampo e far fare il sacrificio ai centrocampisti che molto spesso si trovavano addirittura a fare i quinti alternati a seconda di dove era l'azione. Per me veramente poco da dire, anche la sostituzione poi con Fabian Ruiz spostando Zielinski sulla fascia invece di Fabian Ruiz che probabilmente non avrebbe potuto garantire la copertura. Quindi per me stavolta, voi lo sapete, io non difendo nessuno a prescindere, analizzo e do le mie opinioni. Per me stavolta niente da dire a Gattuso, ha fatto veramente le scelte opportune e fortunatamente il tutto ha pagato. Poi è chiaro, ci sono dei rischi che corri, ma li ha corsi anche la Lazio, quindi questo pianto greco di Inzaghi sinceramente se lo può pure risparmiare, se lo poteva risparmiare. Ma guardiamo avanti perché ci avviciniamo a Napoli-Juventus e mi sa che un po' di gente si è un po' dimenticata. Allora io metto il link in descrizione del video che feci live reaction alla conferenza stampa di Sarri, la prima conferenza stampa di Sarri, presentazione alla Juventus, dove lui ha sconfessato tutto quello che ha detto, ha cominciato a dire bugie, che quando disse il fatto della maglia a strisce si intendeva il Milan, insomma proprio bugie, bugiardo proprio fino alla fine. E io auspicai all'epoca i 71 secondi di silenzio, perché il 71 nella smorfia l'homme merd è la definizione esatta, il merdaiuolo. Non è semplicemente un'offesa, è la definizione esatta di come Sarri ha dipinto se stesso con questo suo... ha sconfessato tutto quello che ha creato, dandosi questa immagine del comandante, del rivoluzionario, eccetera, eccetera. È il merdaiolo, quindi vi invito, se non l'avete visto, voi che siete i nuovi iscritti, andate giù alla fine di questo video, cliccate sul video della reazione dell'epoca e vi renderete conto un attimo che, perché sto sentendo rumori di gente che vuole addirittura applaudire, ragazzi, calma un attimo, cioè perché dobbiamo fare del bene a chi non ci ha voluto bene e non ce ne vuole più? È uno che ha dato sul campo tutto quello che potevamo volere e va benissimo, ma poi fuori dal campo si è dimostrato il traditore di se stesso. Quindi non ammetto pietà o sai porgere l'altra guancia perché non se lo merita. Allora io, con l'aiuto di un amico, Diego Armando Maradona, invitai ai 71 secondi di silenzio perché lui dice se mi applaudono è un atto d'amore, se mi fischiano è un atto d'amore e allora nemmeno i fischi, noi dovremmo avere indifferenza. Ma il popolo napoletano non è in grado di essere indifferente, lo sappiamo. È impossibile gestire 40.000 persone che saranno allo stadio e farli stare tutti che fanno i fatti loro, è impossibile. Quindi io volevo i 71 secondi di silenzio all'entrata come risposta, non sono fischi, non sono applausi, è una forma di indifferenza celata da un gesto. So che è difficile, però ve lo chiede Diego Armando Maradona, guardate. Disculpen, me estoy haciendo mi ropa aquí lavando. Estuve en internet e encontré un video de un tifoso napolitano, se llama Fluido Valerio.
Me encanta la tua idea de hacer 71 de segundo de silencio para Sarri. Entonces te voy a ayudar para que la palabra se va a difundir. Esto es un mensaje para todo el pueblo napoletano. Cuando Sarri va a ingresar en el estadio, todo tiene que hacer 71 segundos de silencio. Después quiere hacer lo que quiere. Le puede gritar Muneza, le puede gritar todo, pero los 71 segundos de silencio lo tiene que hacer. Napoli tiene un dicho, tiene 4 tipos de hombre. Woman, womanicchio, womanone qua. E Sarri es lo qua. E quindi l'appello Diego l'ha fatto, per fortuna io ho amici in alto loco e quindi se non seguite Diego, l'unica altra cosa è che se 71 secondi all'ingresso, al minuto 71 si può dare sfogo a proprio... Sono queste le varie opzioni. Non voglio sentire applausi, i fischi saranno inevitabili probabilmente, però se facciamo una cosa organizzata mi fate piacere. Una piccola parentesi di mercato, io sono contento che il Napoli si sta muovendo perché il Napoli si deve muovere e sta già programmando per l'anno prossimo. Politano non mi fa impazzire, lo dico prima, perché è un Suso, è un Insigne, sono quei giocatori là, col piede opposto sulla fascia opposta, che rientrano, provano il tiro, provano l'assist. Politano ha un po' più il dribbling rispetto a Insigne, ma sono tutti giocatori che quando li vedi dall'esterno dici ah è bello, compriamocelo. I propri tifosi invece, se chiedete agli interisti, non sono proprio entusiasti di Politano e sono contenti di lasciarlo andare. Però le coppie, quindi se tu metti Politano coppia di Callecon, lasci Mertens coppia di Milik e sposti Lozano coppia di Insigne, il che significa che con questo Insigne in questa forma Lozano giocherà pochissimo. Younes alla Sampdoria, anche se per me Younes, capito, vale Politano, solo che ce l'hai col piede opposto dall'altra parte, quindi può essere è ancora giovane, può essere una soluzione importante, però va visto sul terreno del San Paolo. Sappiamo che alla fine voleva andare alla Roma, dobbiamo dimenticarci tutte queste cose, sono dinamiche di mercato che capitano e va bene anche così. Il fatto di Tonelli continua a dispiacermi perché se la Sampdoria se lo prende vuol dire che Tonelli era abile e arruolabile e non capisco perché non poteva giocare al posto di Luperto, non poteva giocare lasciando Di Lorenzo sulla sua fascia, quindi la storia di Tonelli per me non mi è chiara, non mi piace e non mi piace nemmeno venderlo adesso quando Maximovic e Koulibaly ancora non hanno recuperato e quindi tu sei costretto comunque ad adattare qualcuno. In difesa lo so che è complicato, ma abbiamo fatto Demme, abbiamo fatto Lobot, che stiamo facendo Politano, servirebbe un difensore, magari mancino, che possa anche alternarsi sulla fascia. È complicato, non ce n'è, ma siamo in grosse difficoltà, si può tirare avanti probabilmente, considerando che la Champions League è andata, non è che possiamo illuderci. Champions League dobbiamo andare a fare una buona figura, come dobbiamo fare una buona figura con la Juve. La sconfitta noi la mettiamo in conto, ma vogliamo vedere quella garra vista con la Lazio, perché quello è quello che mi interessa. Approccio giusto, giocate semplici, decisi sulle seconde palle e con Demme che sale in cattedra e si fa vedere, e quel piccolo gioco di scambi Gerardo Marino ce lo ha fatto notare di nuovo, quindi va bene così. Speriamo che magari, ma non credo in un miracolo di mercato per un difensore in extremis, ma questi sono già acquisti che si vede, Ramani, Amrabat, sono già acquisti che sono per l'anno prossimo e va bene averlo fatto adesso, perché poi in estate concessioni eccellenti che ci saranno. Vedi Allan, cioè tu Allan, io ho capito ti è nato il figlio, ma perché ti è nato in Brasile? Io è questo che voglio capire, perché hai fatto partorire tua moglie in Brasile? Non sono gli altri 2 figli nati qua? Mi credo. Allora vuol dire che è cambiato qualcosa, che tu non ti firi più e stacca. Hai dato il massimo in campo, però c'è qualcosa che... Allan, io l'ho sempre detto, voi lo sapete nei miei video, è il fulcro di tutto.
Alan è sempre il fulcro di tutto, è anche il fulcro delle polemiche. Se gira bene lui, gira meglio la squadra. Se qualcosa non va in campo, Alan è quello che ha responsabilità nel bene e nel male. E si vede che anche il suo rapporto con Mertens ha fatto un video nel suo Instagram dove scrive in napoletano che non vede l'ora di tornare. Però comunque ti si chiude a Facurà in Belgio. Sono piccole cose che ancora non mi piacciono. Speriamo che si riprendano e ci sia più gruppo per questo finale di stagione, che va fatto in maniera dignitosa e dobbiamo provare ad agganciare l'Europa League, altrimenti sei costretto a vincere con l'Inter e con la Juventus per vincere la Coppa Italia. Iscrivetevi al canale, da New York Valerio Fluido è tutto, andatevi mo a vedere il video di Sarri e ricordatevi chi è. Lo sconfessatore di se stesso, l'uomo che io scendo pure dal pullman perché voi mi sputate e mi offendete pensando che il napoletano è un'offesa, e poi va in conferenza ma no, dovevo porgere l'altra qua. Ma